Lunedì 29 novembre alle ore 10:30 nella Sala della Musica l'amministrazione comunale e la Commissione Pari Opportunità ha presentato lo spettacolo Una Nessuna 100.000 davanti ai ragazzi dell'Ipsia della classe terza e quarta, una cosa emozionante che ha visto coinvolti i giovani, e sentiamo dalle parole del vice sindaco Silvana Mantovani la presentazione di questo spettacolo ed alcune parti dello spettacolo stesso. Io potevo fare uno spettacolo serale con l'amministrazione, potevamo dire bene, facciamo una serata aperta al pubblico e potevamo fare questo spettacolo che insomma in qualche modo vuole far capire cosa sta succedendo non a Portotolle, ma in tutto il mondo, e quindi questo gravissimo problema che è il femminicidio. Immagino che voi sappiate cosa voglia dire questo. Non possiamo assolutamente noi giustificare un'azione di violenza, assolutamente. Non possiamo dire noi amiamo quella persona ma se meritava un bracco di botte. E spero, ragazzi, non grazie solo a questo video, ma grazie alla vostra sensibilità e alle famiglie che vi hanno cresciuto, che sarete portatori di valori importanti e che sarete uomini con la U maiuscola, uomini che non schiaffeggiano, che non uccidono, che non maltrattano, ma che tratteranno e spiegheranno magari agli altri uomini come ci si comporta nel mondo. Se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra e con le mani tiene forte le mie, girandomene all'incontrario, la sinistra in particolare. Non so perché mi ritrovo a pensare che forse mancino. Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola. Prendo coscienza delle cose con incredibile lentezza. Dio, che confusione! Come sono salita su questo camioncino. Ho alzato le gambe io, una dopo l'altra dietro la loro spinta, o mi hanno caricata loro sollevandomi di peso. Non lo so. È il cuore che mi sbatte così forte contro le costole ad impedirmi di ragionare. È il male alla mano sinistra che sta diventando davvero insopportabile. Perché me la sporcano tanto? Io non tento nessun movimento, sono come congelata. Ora quello che mi sta dietro non tiene più il suo ginocchio contro la mia schiena, si è seduto, comodo, e mi tiene fra le sue gambe fortemente da di dietro, come si faceva anni fa, quando si toglievano le tonsille ai bambini. L'immagine che mi viene in mente è quella. Ma perché mi stringono tanto? Io non mi muovo, non urlo, sono senza voce, non capisco cosa mi stia capitando. La radio canta, neanche tanto forte. Perché la musica? Perché la abbassano? Forse perché non grido. Oltre a quello che mi tiene ce ne sono altri tre, li guardo, non c'è molta luce né grande spazio. Forse è per questo che mi tengono semidistesa. Li sento calmi, sicurissimi. Che fanno? Si stanno accendendo una sigaretta. Fumano. Adesso. Perché mi tengono così e fumano? Sta per succedere qualcosa, lo sento. Respiro a fondo 2 o 3 volte, no, non mi snebbio, ho soltanto paura. Ora uno si avvicina, un altro si accuccia alla mia destra, l'altro a sinistra. Vedo il rosso delle sigarette, stanno aspirando profondamente. Sono vicinissimi. Sì, sta per succedere qualcosa, lo sento. Quello che mi tiene da dietro tende tutti i muscoli, li sento intorno al mio corpo. Non ha aumentato la stretta, ha solo teso i muscoli, come ad essere pronto per tenermi più ferma. Il primo che si era mosso mi si mette tra le gambe, in ginocchio, divaricandomene. È un movimento preciso che pare concordato con quello che mi tiene da dietro, perché subito i suoi piedi si mettono sopra i miei a bloccarmi. Ho sui pantaloni. Perché mi aprono le gambe con sui pantaloni? Mi sento peggio che se fossi nuda. Da questa sensazione mi distrae un qualcosa che subito non individuo. Un calore prima tenue, poi più forte, fino a diventare insopportabile sul seno sinistro. Una punta di bruciore.
le sigarette, sopra il golf, fino alla pelle. Mi scopro a pensare a cosa dovrebbe fare una persona in queste condizioni. Io non riesco a fare niente, né a parlare, né a piangere, mi sento come proiettata fuori, affacciata a una finestra, costretta a guardare qualcosa di orribile. Quello appoggiato alla mia destra accende le sigarette, fa 2 tiri e poi le passa quello che mi sta tra le gambe, si consuma presto. Il puzzo della lana bruciata deve disturbare i 4 e con una lametta mi tagliano il golf davanti, per lungo, mi tagliano anche il reggiseno, mi tagliano anche la pelle in superficie. Nella perizia medica misureranno 21 centimetri. Quello che mi sta tra le gambe in ginocchio mi prende i seni a piene mani, le sento gelide sopra le briciature. Ora mi aprono la cerniera dei pantaloni e tutti si danno un grande affare per spogliarmi, una scarpa sola, una gamba sola. Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando, lo sento che si struscia contro la mia schiena. E ora quello che mi sta tra le gambe mi entra dentro, mi viene da vomitare, ma devo stare calma, calma. Muoviti puttana, fammi godere. Mi concentro sulle parole delle canzoni, il cuore mi si sta spaccando, non voglio uscire dalla confusione che ho, non voglio capire, non capisco nessuna parola, non conosco nessuna lingua. Altra sigaretta. Muoviti puttana, fammi godere. Sono di pietra. Ora è il turno del secondo. I suoi colpi sono ancora più forti, più decisi, sento un gran male. Muoviti puttana, fammi godere. La lametta che è servita per tagliarmi il golf mi passa più volte sulla faccia. Non sento se mi taglia o no. Muoviti puttana, fammi godere. Il sangue mi colla dalle guance alle orecchie ed è il turno del terzo. È orribile sentire godere dentro queste bestie schifose. Sto morendo, riesco a dire. Sono ammalata di cuore. Ci credono, non ci credono, si litigano. Facciamola scendere, no, sì, vuole un ceffone tra di loro. Mi schiacciano una sigaretta sul collo qui, tanto da spegnerla. Ecco, vi credo di essere finalmente svenuta.